Prove tecniche di normalità, secondo mercato qua a Taglio di Po, ancora col sindaco Francesco Siviero. Buongiorno sindaco, allora cosa cambierà dal 18? Adesso voi state provando e avete un po' allargato il mercato come abbiamo visto anche la settimana scorsa. Cosa succederà dal 18? Buongiorno a tutti. Dal 18 insomma adesso siamo in attesa ovviamente dei provvedimenti regionali perché abbiamo visto le schede tecniche di INAIL per le riaperture, però dobbiamo vedere come poi saranno calate direttamente sul territorio anche attraverso le delibere regionali. Quindi siamo in attesa di conoscere nel weekend ormai com'è di consuetudine, ma questo non è un problema, per capire poi effettivamente come applicarle nel caso concreto e quindi sul territorio. Avete già predisposto qualcosa per i plateatici, in maniera particolare appunto per ristoratori e bar? Sì, ma stiamo sempre valutando in base alle linee guida che ci saranno. L'idea che è venuta dall'amministrazione per il momento è quello di poter ampliare gratuitamente i plateatici ove possibile, insomma, o ove presentazione di una richiesta da parte della gente, tutto in maniera molto semplificata, e stiamo tentando di predisporre gli atti che siano già pronti magari per lunedì o martedì della prossima settimana, in modo da essere già operativi almeno in questo senso qua. E dopo, sempre per lunedì della prossima settimana, pensavamo di prorogare ulteriormente la scadenza della tassa della concessione per il suolo pubblico, e adesso l'abbiamo posticipata al 31 di maggio, posticiparla ancora al 30 giugno, in modo, visto che adesso è uscito il decreto rilancio, di poterla adeguare economicamente parlando alle novità che sono state introdotte dal decreto e le risorse economiche che sono state messe a disposizione. Ecco, il 18 apriranno anche, in teoria il 19, visto che lunedì è giornata di chiusura per parrucchieri, estetisti e barbieri. Apriranno con che norme? Avete già qualcosa di definito per quanto riguarda le norme di sicurezza? Tecnicamente lunedì non è neanche giornata di chiusura, nel senso che è una chiusura che è stata stabilita a livello di operatori, però il nostro regolamento prevede un'apertura dal lunedì al sabato, quindi già lunedì potrebbero riaprire in base al regolamento che insomma vige nei comuni di Taglio di Po. Inoltre so che molti ragionavano già sull'estendere l'orario di apertura, in realtà è una valutazione che stiamo facendo perché il nostro regolamento prevede già la possibilità di tenere aperto l'attività dalle 7 della mattina alle 10 della sera, quindi alle 22, per un massimo di 13 ore lavorabili, diciamo così. Quindi insomma è tutta una serie di valutazioni che facciamo, recepiamo anche quello che insomma ci consigliano le associazioni di categorie e dopo le caliamo sempre sul nostro territorio. Ecco, una domanda che in tanti fanno: il 18, le tasse e l'IVA, cioè si può anche posticipare il pagamento o bisogna tassativamente pagare il 18? Su questo e sull'IVA purtroppo non è un ambito di competenza nostra, quindi non riesco a darvi una risposta immediata. So solo che ad esempio sulle tasse comunali, per quanto riguarda le tasse e i tributi comunali, non sono state previste degli spostamenti, delle traslazioni dal decreto, ma viene solo prevista la loro approvazione, posticipare la loro approvazione, e quindi dopo ogni amministrazione, in base alle disponibilità che ha, in base alle particolarità del singolo caso, vedrà come agire singolarmente, purtroppo, perché sarebbe stato meglio una norma decisa a livello nazionale. Un'ultima domanda, la solita domanda: come va la situazione per quanto riguarda le persone positive, se ci sono altri casi? No, non ci sono altri casi, attualmente siamo sempre a 2 positivi, continuano gli screening anche nelle case riposo del consorzio del CIAS Isola di Ariano, quindi la situazione continua a essere sotto controllo. I 2 positivi sono già guariti, nel senso sono completamente asintomatici, però stiamo aspettando appunto il tampone di riscontro che certifichi la guarigione. Sindaco, la ringrazio, come sempre disponibilissimo, l'abbiamo sempre detto, lo sottolineiamo ogni volta, l'ultimo presidio siete voi appunto amministratori, e complimenti veramente di cuore. Grazie a tutti i cittadini e a tutti gli operatori che sono sul territorio, compresa la protezione civile, perché ci stanno veramente dando una gran mano, anche i dipendenti comunali e anche tutti quei cittadini che rispettano le regole e fanno appunto vedere, come vediamo qua oggi anche al mercato, che una ripartenza è possibile con tutti i dovuti crismi e precauzioni.